Ciao ragazzi e buon inizio settimana a tutti e facciamoci un bello segno con Merichi. Allora ragazzi, io vi avevo detto che vi dovevo raccontare un fatto. Faccio una premessa: ieri mattina mi hanno detto voi napoletani siete tutti uguali, imbroglioni ed incivili. Vabbè, al di là che ho risposto a dovere, lo sapete, io non vivo più a Napoli da un bel po' di anni, vivo a Taranto. Allora, vi racconto un avvenimento proprio di qualche giorno fa. Ve ne potrei dire tanti altri, ma poi ve li racconterò piano piano, perché non è che non mi è successo mai niente qua. Qualcosa qua succede, non è che non succede. E niente, diciamo che vi racconto, stavo tornando da scuola in macchina mi trovavo su una strada a scorrimento veloce. Chi non è di Taranto è inutile dire la via, perché chi non è di Taranto non sa. Praticamente io ero già sulle strisce pedonali, cioè avevo già occupato le strisce pedonali, quando sulla mia sinistra ancora non era sceso dal marciapiede questo individuo col figlio. Prima di attraversare, non aveva ancora attraversato le strisce, stava ancora sul marciapiede. Allora, dopo qualche secondo che io mi sono spostata, ragazzi, ho sentito un tonfo fortissimo dietro alla macchina. Mi sono frenato d'impatto, meno male, ringraziando il Signore che non ha fatto un incidente. Mi sono spaventata tantissimo perché non riuscivo a capire cosa potesse essere successo. Poteva essere qualcuno che mi aveva tamponato, insomma. Poi con la coda dell'occhio, ragazzi, mi accorgo, e voi non ci crederete, che questo individuo, che non lo so come chiamarlo, come definirlo, mi ha sbattuto il trolley, lo zaino, che era quegli zaini fatti col trolley, la struttura con le rotelle, dietro alla macchina. Allora, non solo mi ha rotto la macchina al lato posteriore, mi ha fatto un danno, poteva causarmi anche un incidente. Ragazzi, come la chiamate voi questa? La chiamate inciviltà? Cioè, ma secondo voi è possibile mai? È una cosa assurda e sconvolgente. Io purtroppo non mi sono potuta fermare, proprio perché là non ti puoi fermare da nessuna parte. Nel frattempo lui è andato via, e anche se mi fossi fermata molto lontano non l'avrei mai potuto raggiungere, perché se lo raggiungevo a strutture che rotelle, cioè facevo fais a strutture che rotelle. E comunque in ogni caso, a parte gli scherzi, non mi sarei neanche sporcata le mani, vi dico, perché non esiste questo. Avrei comunque chiamato i carabinieri, la polizia, perché non è comportamento. Ma ci rendiamo conto? Perciò quando parlate in Napoli, sciacquate la bocca, ma fatelo con la candeggina, perché l'inciviltà dipende